Allora, siamo di nuovo qua. Segretario Righetti, entriamo nel merito specifico dei punti di questa piattaforma fiscale che prendete in considerazione che sono importanti. Dico quelli prioritari e principali. Sì. Prima di tutto la necessità di allargare la base imponibile dell'IRPEF. Nel corso degli anni tante voci di reddito sono state spostate fuori dalla tassazione IRPEF. Cosa vuol dire? Dalla casa... Pronto? Sì, no, leggo il messaggio così dopo lo spiega bene. Siete favorevoli all'abolizione del denaro per contrastare l'evasione? Se non aboliscono per legge le commissioni alle banche lo trovo un regalo alle stesse oltre che ingiusto. Non possono obbligarmi a pagare 2 euro ogni acquisto che faccio. E questo è appunto per il discorso forse per i baristi o quant'altro, chi fa piccoli acquisti paga col banco ma loro hanno una commissione alta. Sì, prego, diceva appunto cosa vuol dire estensione dell'IRPEF? Della base imponibile IRPEF. No, l'estensione della base imponibile dell'IRPEF, perché nel corso degli anni sono state progressivamente ridotte le voci di reddito che non sono più soggette alla tassazione IRPEF e sono state spostate fuori, sono soggette a tassazione separata dalla casa, alle rendite finanziarie, a tanti altri aspetti, e che però sono soggette quasi sempre a una tassazione fissa, un'aliquota fissa, per cui pesa nello stesso modo per chi ha redditi da 1 milione di euro e per chi ha redditi da 5.000 euro all'anno. E questo determina un incremento di quella forbice di iniquità di cui parlavamo prima. Poi la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni. Ci possono essere tante soluzioni tecniche, ma quello che va ripristinato è un meccanismo di maggiore progressività, perché è giusto che chi ha un reddito maggiore paghi in misura più che proporzionale rispetto all'interesse della collettività e al bilancio dello Stato e degli enti locali rispetto a chi ha molto di meno. La ridefinizione, la strutturalità degli interventi e l'aumento degli interventi di riduzione, di incremento, scusi, delle detrazioni sul reddito da lavoro dipendente e sulle pensioni medio-basse, che è già stato incominciato con quest'anno. Ricordo a tutti che a luglio è stato fatto un intervento che ha portato fino ai redditi fino a 36.000 euro una riduzione della pressione fiscale aumentando le detrazioni per reddito da lavoro dipendente. Va esteso anche a chi è in pensione questa cosa e va assunto in termini strutturali e incrementato. Va rivisto anche l'insieme del sistema delle detrazioni per le spese varie, da quelle mediche a tutta la gamma di possibili detrazioni fiscali che il sistema prevede, in una logica di maggiore equità e di estensione anche dei benefici delle detrazioni anche a chi è incapiente, che è un problema molto grande, perché una fascia molto grande di popolazione che è incapiente perché non arriva a una certa soglia di reddito non può usufruire neanche dei benefici delle possibili detrazioni fiscali previste in diversi ambiti, in diversi campi. E poi c'è il tema della rimodulazione dell'IVA, che è un tema che va approfondito in una direzione che porti a salvaguardare e a ridurre il peso sui beni primari, sui beni di maggiore utilità sociale, ma che può anche portare a prevedere un rafforzamento rispetto soprattutto ai beni di lusso e ai beni non essenziali, in una logica appunto di recupero di equità e di maggiore progressività del sistema fiscale. Cosa può aggiungere a questo proposito? No, io dico, sì, le cose che sono state dette ma il senso di questa operazione, oltre che di recuperare giustizia sul terreno della giustizia sociale, di limitare, cercare di ridurre le disuguaglianze che si sono in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni sempre più accentuate. C'è un altro aspetto, che una delle ragioni della crisi italiana, adesso a prescindere dalla situazione contingente che stiamo vivendo, non è tanto sulle esportazioni, perché noi per quanto riguarda le esportazioni andiamo bene, le nostre imprese, le manifatturiere hanno mercato e quindi sono brave, sono competitive, e quindi il problema è la domanda interna, i consumi interni, ma se non si riconsegna potere d'acquisto ai soggetti medio-bassi è chiaro che
i consumi rischiano di essere continuamente in stagnazione, no? Quindi bisogna ridare potere d'acquisto ai salari e alle pensioni, agendo anche per la via fiscale, perché se io sono una persona che ha 100.000 euro di reddito all'anno, anche se mi si incrementa da 100 passo a 102, 103.000 euro, non aumento i miei consumi. L'aumento di incremento di reddito che ho va sulle rendite finanziarie. Viceversa, se uno ha 20.000 euro, un operaio ha 20.000 euro di reddito, lo porti a 21, 22, adesso faccio delle cifre a caso, è chiaro che aumenta la sua potenzialità di spesa e quindi attraverso questa via far crescere la domanda interna. Ripeto, i redditi alti i loro bisogni, i loro consumi li hanno, non aumentano se gli dai più. Bisogna far crescere i redditi dei lavoratori e dei pensionati utilizzando la via fiscale, come abbiamo detto con la piattaforma, e agendo per quanto riguarda i lavoratori anche sui contratti di lavoro. Le cose che ci sono 10 milioni di lavoratori che sono senza contratto, abbiamo la partita dell'agroalimentare che le dicevo prima, ha registrato una rottura pesante all'interno di Confindustria tra le imprese che vogliono confrontarsi col sindacato e rinnovare il contratto, che tra l'altro è un settore che non è che ha avuto crisi in questo periodo, quindi non si spiega, e dall'altra parte però abbiamo i lavoratori per esempio metalmeccanici, che storicamente è il contratto di punta, che sono in sciopero il 5 dicembre con le modalità che si potranno fare per rivendicare un rinnovo di un contratto di lavoro che sia adeguato ai tempi, leva fiscale e contratti di lavoro per ridurre le disuguaglianze e per aumentare il potere d'acquisto dei soggetti più deboli di questo Paese, lavoratori e pensionati. Perfetto, noi abbiamo terminato il tempo a disposizione, grazie di essere stato qui con noi, grazie anche del collegamento, Paolo Righetti della CGIL del Veneto, grazie della sua disponibilità, grazie a voi telespettatori di aver partecipato, poi voi comunque continuate a scriverci, mandateci pure le vostre mail, noi inoltriamo tutto naturalmente alla segreteria dello SPCGIL per essere contattati se rilasciate anche il vostro numero di telefono, quindi ci autorizzate a rilasciare il vostro numero di telefono. Ricordatevi sempre, comunque fatevi controllare la pensione prenotando l'appuntamento presso le sedi presenti su tutto il territorio dello SPI. Grazie e buon proseguimento.